Bene, siamo qui nella pausa lunga tra primo e secondo tempo di questa partita tra BFC e Cosignac. Abbiamo l'onore di ospitare qui Francesca, che oggi viene in rappresentanza del coro gospel River Gospel Mass Choir. Perfetto, bravo. Che Ottimo. qui passiamo con È la prova di dimestichezza, livello questa, eh? dal dialetto veneto all'italiano all'inglese. Francesca è qui e voi direte: ma cosa ci fa a vedere una partita di basket, un coro gospel, Eh. giusto? Allora vi racconto questa storia. L'anno scorso, nelle finals NBA, quando i Philadelphia 76ers stavano andando male contro i Boston Celtics, il coach della squadra ha pensato bene di girare a uno dei giocatori più iconici della squadra, James Harden. Non so se sei presente, eh? No, io Un e il basket barbone, zero. personaggio incredibile. Gli ha detto: senti un po', ascoltati questa canzone prima della partita e chissà che dopo che l'hai ascoltata torni a essere il giocatore che sei. Insomma, la canzone si chiamava You Know My Name di Tasha Cobbs Leonard e questa canzone diceva più o meno: No battle can turn me, no mountain can stop me, cause you hold my hand. Ok. E il buon Arden ha pensato bene di fare 42 punti in quella partita, una partita pazzesca, insomma, e noi diciamo che i valori di questa musica in questo modo possono darci molta forza. È così anche per voi? Sì, sicuramente. Allora, in realtà ogni persona che viene a cantare nel River trova un pochino il suo posto, ok? E il suo anche il suo momento per esprimersi. Quindi per noi c'è chi crede in modo molto convinto in quello che canta. Gospel è il Vangelo sostanzialmente, quindi i canti gospel sono il Vangelo portato in musica e quindi c'è tutto il messaggio, la parola di Dio, God spell, però in realtà c'è anche chi viene a cantare gospel perché per lui è un po' un modo per esprimere la propria vena artistica, il proprio essere. E c'è chi lo fa con il basket, con lo sport, con altri sport, c'è chi lo fa col canto, noi lo facciamo col gospel. E lo fate molto bene, infatti quando ho Grazie. scoperto che non siete professionisti ma siete tutti Esatto. volontari sono rimasto veramente stupito. È un gruppo molto numeroso, un gruppo di Ponte della Priula che comunque è aperto, diciamo, come bacino a tutta la Sì, zona, no? Siete sempre alla ricerca di nuovi siamo coristi? sempre alla ricerca, sì. In realtà abbiamo iniziato a Ponte della Priula, e eravamo quasi tutti di Ponte della Priula. Abbiamo iniziato nel 2007 e adesso, dopo un po' di anni, in realtà di Ponte della Priula non siamo più in tantissimi perché appunto ci siamo aperti al territorio e ci siamo fatti conoscere, ci stiamo facendo conoscere e stiamo sempre cercando gente nuova, perché ci piace in realtà allargare sempre di più le porte e accogliere persone nuove, amici nuovi in realtà, perché poi si sta in compagnia e si sta insieme, ci si diverte. Assolutamente, infatti quello che si percepisce quando vi ascoltiamo è veramente il divertimento e la passione che mettete e adesso siete pronti per lanciare un tour invernale assolutamente impegnativo. Sì. Infatti se vuoi raccontarci qualche data qui in zona a partire diciamo dalla più vicina che è il 2 dicembre a Treviso, alla chiesa di San Nicolò, una cornice veramente speciale e anche una causa speciale perché il concerto per beneficenza, l'incasso verrà devoluto all'ANFAS. Altre date in cui i nostri amici che ci seguono vi possono ascoltare? Ma allora, il 9 dicembre saremo a Maserata, Maserata di Piave, e poi il 15 dicembre a Sernaglio della Battaglia, queste sono le date più vicine, e il 17 dicembre a Treviso nel pomeriggio. E troverete tutte le date, vi consigliamo assolutamente di venirle a vedere. D'altro canto la Presidente Giuseppina ci ha anche promesso che verrà qui al Pala BFC a farvi cantare l'inno nazionale Ah in bene, occasione di un importante evento quando lo organizzeremo e quindi benissimo, sicuramente potremo far parlare sempre di più lo sport e la musica assieme. a Bene, posto. Francesca, grazie mille. Grazie a voi, davvero. Noi vi seguiamo, ma anche Certo, tu fai pubblicità della nostra squadra, del nostro movimento
con tutti i coristi e le coriste. Certo, sono tutti collegati, tutti non lo so, però tanti si sono collegati. Vi aspettiamo, il nostro buon regista Grava poi farà un estratto di questa intervista che potrà essere rivista Ok, anche nei prossimi giorni. Grazie mille, allora a grazie. presto, 2 dicembre, Treviso, vi aspettiamo alla chiesa di San Nicolò, concerto in favore dell'Anfas. River Gospel Mass Choir, grazie. Grazie.